Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game. Ci ritroviamo direttamente su Dead Island in compagnia di... Saburo 24, ciao ragazzi. Infatti siamo nella bella modalità multiplayer di questo fantastico gioco acquistato a circa 10,19 € grazie a questi fantastici saldi Steam che si ritrovano in questi ultimi tempi. E praticamente ci ritroviamo in una sorta di modalità cooperativa all'interno di questa isola sperduta nei Caraibi, dove praticamente è scoppiata un'epidemia e ha contagiato la maggior parte delle persone, dei nativi, e quindi noi dobbiamo completare la maggior parte delle missioni per andare avanti con la storia che circa intratterrà il giocatore per 40 ore, giusto Ciro? Sì, in circa 40 ore. Poi più la DLC Rider là, Certo, che perché esistono regala al ovviamente gioco delle una... espansioni per il gioco stesso che possono essere completate per far aumentare ovviamente la difficoltà e soprattutto la durata del gioco. E comunque l'obiettivo è completare delle missioni secondarie accompagnate a quella primaria che andranno a sbloccare nuove armi per affrontare ovviamente gli appestati che continuano a popolare l'isola. E praticamente l'obiettivo è fuggire da Sì, quest'isola, giusto? esatto. Addirittura andremo a finire in altre zone, non soltanto l'isola. Cioè, sempre sull'isola, ma in città, tipo, e in altri luoghi, insomma. E Prenditi l'arma. praticamente... Come? Sì, sì. Prenditi l'arma. Sì, Guarda sì. che bella arma, Chiave chiave inglese. inglese. E praticamente ragazzi l'unico metodo per distruggere tutti gli appestati che ritroveremo qua in giro è quello di accumulare la maggior parte delle armi che possiamo ritrovare sia in queste sorte di campi base, praticamente con le nostre nuove armi che andiamo a raccogliere possiamo distruggere i nostri zombie per farci strada verso gli eventuali obiettivi. Queste sono le missioni secondarie che potete notare, che concederanno al nostro giocatore un totale di esperienza per far accumulare notevoli punti nella sua mappatura delle abilità. Potete vedere, possiamo specializzare il nostro personaggio a seconda della sua specializzazione, per esempio per quanto riguarda la furia, il combattimento e la sopravvivenza. Se vogliamo far assumere al nostro personaggio una caratteristica più offensiva, difensiva o addirittura stealth. E così il mio personaggio lo sto utilizzando più per l'aiuto di squadra, cioè per il gioco di squadra, in modo tale da far guadagnare notevoli aiuti al compagno di squadra, soprattutto a Ciro che si ritrova qui. E Ah sì, inoltre le veramente? armi che Bella. ritroviamo possono essere distrutte nel momento in cui vengono utilizzate contro gli eventuali appestati, e possono essere riparate, potenziate o addirittura modificate al banco di lavoro. Questo è il mio inventario che potete vedere sulla sinistra, mentre a destra c'è la descrizione dell'arma per quanto riguarda i suoi danni, la sua forza, la durata, ovvero la capacità di assorbire colpi, e la maneggiabilità, il valore e i soldi che abbiamo ottenuto nella nostra campagna, e inoltre il costo di riparazione per l'arma stessa. Per esempio adesso ripareremo il nostro martello pesante, benissimo, al costo di 43 dollari, e Vai a modifica, ti puoi fare il bastone. il bastone La addirittura. mazza chiodata ti puoi Infatti fare. possiamo anche La creare le mazza armi. chiodata. Per adesso non abbiamo progetti per la creazione, però possiamo addirittura potenziare le nostre armi. Non so, all'interno del coltello fatto in casa possiamo aggiungere un po' di veleno per renderlo ancora più potente. Vedete un po', possiamo potenziarlo fino a 4 potenziamenti per renderlo ancora più efficace in guerra. Benissimo. Adesso vediamo un po', ecco Ciro con la sua mannaia in mano. No, che è una mannaia? È un macete. Guardate un po' che figo sto gran macete Sì, che ho in mano. un macete, esatto. Eccolo qui. Un secondo che sto buttando, scartando delle armi che Scarta non delle mi armi, un servono. remo, un altro remo, Sì, praticamente ha lasciato una scialuppa qua intorno. E vediamo, imbracciamo esatto. il nostro martello pesante. Eccolo qui, guardate che fighi, siamo una sorta di Bob aggiusta tutto, guardate qua. Inoltre il nostro personaggio dispone, oltre della classica vita, i classici HP, di una barra di fatica, ovvero chiamata stamina. Questa barra in azzurro che viene consumata nel periodo in cui vengono effettuate azioni, ma soprattutto nel momento in cui vengono effettuate delle piccole corse. Ci sono disponibili anche dei veicoli, come potete vedere questo vecchio furgone Mitsubishi con il volante a destra. Adesso lasciamo la mano, anzi no, lo guido io. Ciro, mettiti alla mia sinistra. Sì, lo guidi te. Io salgo, esatto. Posso prima farti vedere una Sì, cosa? sì, Allora, entra dentro, così stiamo al sicuro. sono dentro. Dentro il cancello, un po' più Ah, dentro il avanti. cancello. No, sì, esatto, se no stiamo fuori in pericolo. Allora, clicca select. Sì, Così fai vedere anche alla persona come funziona bene. C'è scritto principale e secondarie. Non so se hai visto, Edward, sì. e anche voi che state guardando il video. Allora, per praticamente proseguire nella principale, qualcuno si può perdere perché se se lo compra non capisce bene come funziona.
Leggendo la principale ti dice che devi aiutare Mike e Dominic Sì. e anche parlare con Sinamoi. Soltanto che parlare con Sinamoi l'abbiamo tolto perché cioè, si vede che è tolto, non è più illuminato. Grigiastro. Quindi dobbiamo aiutare sia Mike che Dominic. Per aiutare Mike e Dominic non dobbiamo altro che andare nelle secondarie a trovare appunto committente Dominic in onda. Hai visto Sì. che l'abbiamo selezionata? Quello lì fa parte della missione primaria anche se si trova nelle secondarie. La seconda invece era Mike. Quindi dobbiamo andare a trovare anche l'altra Ho dopo, capito. che è Mike, che si chiama Cenere alla Cenere. Dobbiamo trovare la benzina. Quindi è così che funziona per proseguire Praticamente la le campagna. missioni, la missione principale è legata a quelle secondarie, quindi le secondarie vanno A quelle fatte, secondarie, ad ovviamente. alcune. Bravissimo. Non ho gli Che specchietti però, spiegazione, Ciro, eh? non so se Pollice in riesco a su. uscire. Li ho rotti. Merda. Guarda dietro, guarda dietro. Girati. Dai, Sì, tanto se sbatti non fa niente. Ormai la ormai è macchina è andata. E distrutta. inoltre, ops, Eh sì. avere un mezzo di fortuna in Ops. questi posti è grandioso. Guarda, ho preso adesso la patente, Esatto. ragazzi, quindi sono molto abile con la macchina. Sì, sì, come no, sei un pilota di Formula 1. Vabbè, oltre mi puoi prendere quello. in giro. Guarda qua, ho montato le gomme morbide, guarda quanto sono figo. Mi potevo... c'hai il Esatto. cronometro per registrare un po' i tempi? Eh sì, Giro Dead Island, dove devo andare? facciamo Oh, il miglior merda. giro. È dritto, lì dove c'è il pullman. Ah, forza. Lo vedi? Sì. A dritto. Ok, bella. Vai. Sempre dritto? Irons of Sì, Man. sì, finché sul radar non te lo dà il trattini bianchi? No, 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 aspetta. Devo Non ti devi parcheggiare qua. selezionare la missione. Aspetta, non l'ho selezionata forse. Qual era la perdita? Ah, ok, stanno arrivando i mostri comunque. No, si chiama In Onda, Ah, in si chiama onda. la missione, In Onda. Comunque ci stanno attaccando, Merda, muoviti. merda. Aia. Non l'avevo selezionata muori. per questo. Andiamo. L'hai Sì, sì. selezionata ora? Forza. Perfetto. Forza. Adesso Bene. le persone che stanno guardando il video possono sapere dove esattamente andare. A 170 metri. Mamma tipo. mia, questo 8 cilindri. Guardate qua come va tutta Sì. potenza. Merda. Andiamo. Sì, è molto arcade la guida. Glielo potevano mettere un sovrasterzo. Retromarcia, dobbiamo investirlo. Che c'era qualcuno Bella. dietro. Sì, sì, l'ha investito, bellissimo. Andiamo. Ops. Facendo la È un retromarcia, pick-up, ho che visto cos'è? io. Sì, un pick up, esatto. Andiamo. Siamo Ma siamo arrivati. gli unici sull'isola. Dobbiamo entrare nel Non ce ne sono cancello. con altre auto. No, no, sono tutti. Hanno paura, insomma, stanno fermi nel. Ok. Dobbiamo portarli noi. Eccoci ai via. box. Scendiamo. Ah, è arrivato anche Hoffman. È Hoffman. arrivato, Dov'è? Esatto. Ah, eccolo lì, l'altro. Guarda. L'altra Esatto. testina, ragazzi, sulla destra dello schermo. Anche Hoffman. Praticamente ci si può unire nella partita. Esatto. Saliamo. Andiamo su. Dobbiamo andarla a parlare, non so con chi, però. Ci dà che è qui praticamente. Ah, eccolo con questo. Sì, Vieni, sì. Edward. Sì, ti Questo faccio è lo vedere. stronzo, Dominic. Nice. Maybe we can finally get this fucker to work. Praticamente abbiamo missione completata. Prendiamo il denaro. Ma che qual è era tantissimo, l'obiettivo di visto questa quanto missione? denaro Parlare ci con hanno lui, dato. praticamente. Allora, era semplicissima. Tu ancora non eri arrivato, l'avevo cominciato a fare io. Dovevamo praticamente andare a riattivare il faro. Scusa, la radio di trasmissione per inviare Certo. soccorsi, insomma, via radio. Era disattivata, quindi io l'ho riattivata. Mhm. E poi Bene. abbiamo finito la missione E insieme. adesso, ragazzi, visto che ho Saprei guadagnato fare un'altra Hoffman. punta abilità, potenziamo il fattore delle serrature. Perché le serrature, ragazzi, in questo gioco sono davvero molto frequenti. E negli eventuali bauli che si ritrovano possiamo ritrovare importanti oggetti da usare contro i mostri o contro gli zombie. Quindi è importante l'abilità serrature. Cioè abbiamo fatto una specie di corso da Lupin. Guarda Hoffman con l'ascia, mamma mia, guardatelo, ragazzi. Eh sì. All'ascia Mamma mia, lo addirittura. invito Hoffman. Guarda, Saburo Aspetta che lo invito, sembra perché Jack sennò, Sparrow, facciamo guardatelo, fatica. Jack Sparrow. Uguale. Esatto, con il. Sì, sì, sembra un maniaco. Hoffman sembra Turok. Dobbiamo selezionare la missione di Mike. selezionare Mike. Cenere alla cenere dobbiamo fare. Bene. Che Allora, tasto ragazzi, faccio per selezionare l'arma? Mi sono dimenticato. tieni premuto la rotellina del mouse. Comunque, la prossima squadra formata da Turok, eccolo qui Hoffman, con la Guidi sua tu? capigliatura un po' bizzarra. Ciro, Jack Sparrow, Esatto. gli manca solo le treccine, gli mancano le treccine. E Esatto, adesso le treccine e il cappello. il cappello, il cappello. Dobbiamo Guidi fare... tu, Edward? Sì, O sì, guidiamo io, noi? Alonso sale in macchina, aspetta. Vai. Aspetta dietro. No, No, mi ha rubato il perché posto, Vuoi Turok. andare tu dietro? No, vabbè, dai. Dai, Vabbè, guida. andiamo. Dove Ciro? sto guidando io? No, no. No, è uguale.
No, non posso, non voglio guidare io. Ok, guido io. Perché non so Qui ci vuole la canzone che siamo cambiati tipo posizione in continuazione. Andiamo. Ce l'avete la missione Cenere alla Cenere attivata? Ora la Ora metto. sì. Cenere Beh, alla mi cenere. ricordo il Mettila. tasto. Esatto. Andiamo, 280 metri Se ragazzi. volete sul riparo la GPS. macchina, Se volete riparo la Ok, macchina. l'attrezzo riparatore. Sì, aspetta, fammi scendere. Ecco, Ciro il meccanico. Perché sennò poi è un problema. Scusi, Esatto. quanto Ah, no, viene? non si può riparare. Pieno e 20 lava euro. vetri. Non ne vogliamo accendini. 20 euro. Ecco perché Ok, Saburo ora si la stava missione. fermando. Oh, ma qua si rischia di missione sbandare. Ci sono consiste- dei cartelloni qua sulla destra e sinistra. Sì, è vero. Stavo Ma investendo. anche le Per macchine forza. parcheggiate. Praticamente dobbiamo prendere della benzina, del gasolio e per portarlo di nuovo lì da dove siamo. Praticamente siamo saliti in macchina, quindi Sì. alla lifeguard. E per darglielo a un tizio che deve bruciare i cadaveri. Certo, Tutto qua. perché si potrebbe spargere il virus. Sì, esatto, ma anche se puzza. sarebbe molto più semplice buttare via i cadaveri. Non so. Gira a sinistra. Sì. Bella. Qui alla benzina. Aspetta, ci penso io. No, perché mi... ok, Bel niente. volo. Tranquillo, qua abbiamo il pick up di Ancora Alonso. viva. Ok, devi andare a destra. Bellissima. Velocità. Se non sbaglio Cazzo, dobbiamo questa è fare il giro brutta. perché di là non si può. Sì, questo è brutto perché arrivano quelli che scappano. Lasciamo qua No, l'auto. sono investiti. Ho un martello io. Gli Ok. assassini stanno qua. Go over to the door. Ehi, stronzetto. Ok, dobbiamo fare il giro. Andiamo. Di qua. Allora, vediamo, dobbiamo salire di qua, se non sbaglio, no ragazzi? O no? Mi affido alla tua buona Aspetta, fede. poi di là. No, qui si può prendere soltanto qualcosa. Ah no, di qua. Va, aspetta, No. sto Probabilmente di andando. qua. Sì, lo so. Vediamo. Bastone pesante. Vai, prendiamo. Non si può prendere. Scusa, c'è una porta qua, perché non Ah apriamo? dai. Sì. Ma vaffanculo. Dov'è la porta? Ma dai, ci eravamo complicati la vita. Davanti. Sorry, the pumps ain't working. Le pompe non Dove funzionano. sono? Non c'è corrente, il generatore si Ah, trova ecco. nel deposito di fianco. Purtroppo però l'entrata principale è bloccata. Forse Forse c'è un altro modo per entrare. vabbè, Prova dal dai. tetto, potrebbe funzionare. Passa dal retro così non ti vedono e porta con te dei contenitori. Ok. Allora, prendiamo i contenitori. Ok, Io l'ho preso una. Ah no, i contenitori servono dopo, Edward, se non sbaglio. Non adesso. Vediamo. Dobbiamo fare il giro perché sì, servono dopo. Innanzitutto ho preso Adesso un c'è un Big badile. Daddy, ragazzi. Servono barili dove dopo, stanno? Edward. Ok, quindi saliamo dal Dopo, tetto. dai. E il tetto di Sì, saliva? bella domanda. Io sinceramente non mi ricordo. Aspetta, Sto che c'è provando detto quello? Mi così. sono dimenticato. Dobbiamo salire dal tetto. Oh, sento gli zombie. Ecco, uno zombetto, aspetta. Anch'io. Uno stronzetto. Eccolo Ma qua. affanculo. Io Vado mi là. ricordo. Ah, ragazzi, di qua, venite. Ok. Che pena. Che mo c'è un assassino, cazzo. Come è fatto? Ah, Sì. Ah, di qua. come cazzo Andiamo. Eh no, di qua niente. Dobbiamo trovare la strada. Oh, non mi lasciate solo. Tranquillo. Ah, ho solo. capito io, da dentro la benzina, ragazzi. Ve lo posso garantire. Da me lo dentro ricordo la ora. benzina. Me lo ricordo. Sì, dentro la benzina dobbiamo entrare. Cioè, qua dentro. Uè, Venite. che sono ste urla? Girati! Bellissimo. Stronzo. Madonna, Stalma è troppo pesante, boia. Ecco qui, ragazzi. Qui. Ok. Siamo ciechi. Abbiamo trovato. Stronzo. Ah, Ci sono le bombole. sì, ora mi ricordo. Con la Attenzione alla bomboletta, bombola. prendela. Sì, Prendo io. prendiamolo perché ci serve per il Big Daddy. Big Daddy Qui è non una specie apriamo, di apriamo mostro un dopo. po' più evoluto. Esatto. Dove l'hai messa Un la assassino. bombola? L'ho lanciata da sopra. Bene. Da Aspetta, sopra? vado a prendere io. Vado a prendere io. Ok. Ci serve la bombola perché dobbiamo salire da Sì, sì. sopra. Aspetta. Guardiamo di qua. Dov'è Hoffman? Qui c'è la Bam. vita se a qualcuno serve. Poi vado a prendere la bomba. Ricordatevi Qua che sta. se aspettate ragazzi perché ci serve La bombola, lì. Dove Esatto. siete? Qua. Qui. Prendila. E ora come salgo io? Ok. Io c'ho la pistolecchia. Bella, Che hai la bella, pistola? così gliela- Ah, ci sono anche le armi da fuoco, ragazzi. c'ho la pistola. Non solo delle Certo, armi da certo, corpo a più corpo. avanti proviamo di tutto. Sì, ma si divertiranno tanto con i video più avanti. Ok. Ui, che sono ste urla? Aspetta, mettiamo qui. Big Daddy! Ecco, assassino, butta. Merda! Izza, Bella. sono morto io. Hoffman, defibrillatore, Porca defibrillatore. No. No, non è morto. Guardate non è come morto. brucia. Qui c'è la vita, ragazzi, c'è la vita. Merda, Ok, mi è spacco morto, la è testa. morto. Merda.
Si è fatto Ragazzi, stonzetto. avete bisogno di vita? Qualcosa, sì. Eh? In alto a sinistra, ragazzi, Sì, potete lì notare il stanno, livello degli HP, ovvero della nostra barra di vita, e può essere ripristinata con le Coca-Cola che ritroviamo qua. Con le Coca-Cola. Esatto. Tanica vuota. Ok, basta distruggere adesso no, l'asse no, davanti alla Siamo porta. moriti. Ce n'era uno. Merda. Ok. Perfetto. Pure io. Ok. Dobbiamo aprire il portone. Qui attiviamo la benzina. Abbiamo anche una Ah, torcia ora c'è disponibile, luce. ragazzi. Infatti possiamo ritrovare delle Esatto. batterie per Ozi. rinfoltirla. Allora, qua ci dobbiamo sbrigare, che mo ci attaccheranno, mi sembra. Ci attaccheranno, esatto. Dobbiamo veramente sbrigarci. Quindi Riempiamo, sbrighiamoci, allora. Quindi prendiamo questa di macchina, ragazzi, che è intera. Mi hai fregato il pollo. Oh, perché mi sei bloccato? Guarda. Oh, Alonso, Vai, non voi ci caricate frega la Sì, macchina. benzina, sì. caricate la benzina, Alonso, ci la penso io, macchina. zombie. Un attimo. Tanto oggi c'è riparti con Eni. Poi Danno la serbatoi- benzina a 1,5, quindi muoviamoci. Esatto. Infatti. Riparto Vabbè, con se ti io. compri Fiat te lo danno €1 fino al 2013. Ah, giusto. Oh! Scusa. Ragazzi, sto morendo. Le state mettendo... Alonso, la macchina. macchina. Sì, lo sto facendo. Devo prendere la macchina? La macchina.